Buongiorno Taranto, benvenuti, buongiorno, io sono Valentina Castellaneta, in regia c'è Piero Caffio e stamattina prima di cominciare devo fare un saluto speciale a due bimbi che si chiamano Dario e Paolino e ai loro genitori che sono Davide e Angela. Ciao a tutti, l'avevo promesso, l'ho fatto. E allora adesso parliamo di questa puntata, una puntata ricca come al solito. Parleremo di sanità perché è arrivata una denuncia da parte della funzione pubblica di CGIL che lancia un allarme sui contratti in scadenza. Diversi ospedali, quasi tutti gli ospedali della provincia di Taranto, ma non solo, si parla anche di turni assurdi. E poi parleremo anche dei fondi FEAMPA per la mitilicoltura che sono stati presentati ieri. La nostra Federica Pompamiera lì ha ascoltato l'assessore Paolicelli. E poi ancora Ilva, 14 anni di vertenze, è una questione sociale non solo economica e politica o industriale, ambientale, ma soprattutto una questione sociale a Taranto. E ancora torna il servizio biblioteca in carcere, un servizio molto importante che però per qualche periodo si era fermato. E ora noi passiamo alle nostre prime pagine che questa mattina aprono tutte con racconti diversi della Puglia e del territorio. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno che in apertura, a centropagina, parla ancora di sanità, accuse alla sanità dei soliti noti, la Corte dei Conti, allarme dal deficit, ASL diverse però i DG sempre gli stessi, pesanti rilievi della procuratrice sulle mobilità passive, la spesa dei farmaci nel mirino, i ritardi del PNRR, i deficit della sanità pugliese alimentano la mobilità passiva. La Corte dei Conti bacchetta la regione sulla gestione delle ASL, ricordando che quasi tutti i manager sono stati confermati, rilievi anche sui ritardi del PNRR, film commission e aeroporti in rosso. È un titolo che troviamo anche sull'edicola del Sud. Corte dei Conti passa il rendiconti, ma forti rilievi su tanti sprechi. Le opposizioni attaccano e pretendono che siano individuate le responsabilità politiche. De Caro tiene bassi i toni e si impegna a tornare sotto controllo, a tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Invece la Gazzetta del Mezzogiorno apre con Ilva, progetti per l'Ilva, chiusura dell'area a caldo, da mercoledì un tavolo tra governo ed enti locali, si cercano le alternative. C'è una vignetta di Pillinini dedicata a questa. A qualcuno piace caldo, dice, i film con Marilyn Monroe, chiede il marito, no, le dichiarazioni di Michele De Palma della FIOM. E poi ancora l'analisi è fallimento di tutte le nostre classi dirigenti, il governo sull'Ilva fissa è un vero chiedo scusa, non si legge bene questa mattina. Il governo sull'ex Ilva flessa fissare un verbo del Mezzogiorno, non significa solo scherzare, è qualcosa di più profondo, significa prendere in giro qualcuno quando non si ha più la forza di reagire. E poi ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia apre anche lui con l'ex Ilva, lo spegnimento a tappe, Urso a De Caro, nuovi progetti, così l'area a caldo è destinata a essere dismessa, vertice fra ministro e governatore. Lo andiamo a leggere questo pezzo. Ex Ilva, Taranto Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Il futuro dello stabilimento ex Ilva al centro del confronto tra il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il sindaco di Statte Fabio Spada, il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. La riunione si è svolta in videocollegamento e è arrivata dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Il ministro ha illustrato gli esiti dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi e ha annunciato l'avvio da martedì di un tavolo tecnico con i ministeri coinvolti, le parti sociali,
per individuare le prossime misure sul futuro produttivo. Durante il confronto, definito interlocutorio dagli enti locali, il presidente De Cario e i rappresentanti istituzionali hanno espresso forte preoccupazione per le prospettive del territorio, chiedendo l'attuazione di un piano straordinario per Taranto. Qui arriva la parte interessante, perché Urso ha annunciato per mercoledì 5 agosto una riunione dedicata all'area ionica, con l'obiettivo di analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a nuovi investimenti. Un percorso analogo è stato avviato per Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'area industriale. Ma torniamo sul Corriere del Mezzogiorno, che apre invece in alto con la politica. Vieste contro il consigliere degli audio, il caso Starace, odio attorno a me, la maggioranza in comune fa saltare il numero legale, nessuna discussione sull'ex assessora indagata. Stiamo parlando dell'ex assessora al turismo Starace, che si era dimessa per questa bufera che era accaduta a Vieste e adesso con problemi con l'ex marito, e adesso a Vieste c'è un problema anche in consiglio comunale. E poi ancora dal Corriere del Mezzogiorno c'è una storia che purtroppo conosciamo piuttosto bene, una denuncia che arriva da Gallipoli. La mia ragazza aspetta il trapianto e nei lidi di Gallipoli non trova parcheggio. Gli stalli per disabili nei parcheggi vicino a Gallipoli sono occupati da chi è senza pass. Il caso sollevato da alcuni turisti, come la signora Carla Zanovello del Salento, con la figlia che aspetta il trapianto di rene. Pronto un intervento del sindaco. E poi ancora volevo invece andare sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nella pagina di Taranto, perché ci sono due notizie di cronaca di cui vi dobbiamo dare conto. Il primo riguarda un fatto accaduto ieri, un turista che è stato travolto, era un 39enne, Michele Ambrosi, che è morto dopo 5 giorni di agonia. Sono stati donati i suoi organi, è morto dopo alcuni giorni di ricovero. Michele Ambrosi, il ciclista 39enne originario di Anagni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Campomarino di Maruggio. L'uomo è deceduto al Santissimo Ospedale di Taranto, dove era stato trasferito in codice rosso dal Giannuzzi di Manduri. Ambrosi era in vacanza sulla costa ionica insieme alla moglie e ai loro 2 figli. Appassionato di ciclismo, era uscito in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un veicolo lungo la strada e i suoi organi sono stati donati. E poi ancora Leporano, in prognosi riservata per un pugno in faccia. Un 21enne finisce in carcere, ha sferzato un pugno in faccia a un coetaneo, provocandogli una frattura cranica e un'emorragia, al punto da costringere i medici a dichiarare la vittima in prognosi riservata. C'è questo aumento di aggressività che proprio non ci spieghiamo. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo parliamo di sanità. E chi fermerà la musica? Questi erano i Pui. Allora, noi adesso torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma soprattutto parliamo di sanità. Carenza cronica di personale, turni notturni massacranti coperti da un solo operatore per più reparti e la spada di Damocle dei contratti a tempo determinato in scadenza ad agosto. E il quadro drammatico tracciato dalla funzione pubblica della CGIL per gli ospedali dell'ASL di Taranto, definita senza mezzi termini dei sindacati come sanità al collasso. Non parliamo solo di Taranto, ma stiamo da Martina a Castellaneta, passando per Manduria, Grottaglie e poi il Moscati. La tenuta dei servizi sanitari e il recupero delle liste d'attesa sembrano ormai sul punto di spezzarsi. Per capire cosa sta succedendo e cosa si rischia nelle prossime settimane abbiamo in collegamento Cristina Fama, segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL Taranto. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, partiamo da quello che appare come un vero e proprio conto alla rovescia. Agosto,
la scadenza di centinaia di contratti a tempo determinato tra infermieri, OS, tecnici, terapie. Come si mantiene un ospedale? Esatto, non lo sappiamo, siamo al 30 luglio, ancora non abbiamo certezza di quelli che saranno i rinnovi di questi contratti a tempo determinato in scadenza ad agosto, mentre i contratti in scadenza a giugno e luglio sono stati prorogati fino a dicembre, dei contratti in scadenza ad agosto ancora non si sa nulla. È evidente, noi da tempo denunciamo che continua a esserci una costante e drammatica carenza di personale, non è la prima volta che lo denunciamo, e la verità è che più passa il tempo e più rischiamo di avere un sistema sanitario al collasso. Ma lo notiamo da quelle che sono le situazioni che abbiamo evidenziato e che comunque vediamo anche sui social. Abbiamo visto ultimamente che ad esempio presso la struttura la medicina del PO Valle d'Itria di Martina Franca sono stati ridimensionati i posti letto proprio a causa della carenza del personale della dirigenza medica. È evidente che è una situazione sempre più drammatica, una situazione che noi denunciamo da ormai troppo tempo. È chiaro. Continuano ad operare tagli sulla sanità, soprattutto sul personale, ma come possiamo pretendere di mantenere in piedi un sistema sanitario efficace ed efficiente senza il personale? Certo, anche perché voi denunciate per esempio a Martina la presenza di un solo OS per notte. Esatto, ma questa è una problematica presente non solo all'interno del PO di Martina. Quindi ad esempio all'interno del PO di Martina noi abbiamo reparti in cui c'è un solo OS nel reparto durante il turno notturno, ma ci sono altre strutture ospedaliere in cui c'è un OS in più reparti. E questi sono quelli che definite i turni interdivisionali. Okay. Esatto, il turno di interdivisionale è esattamente quello. Abbiamo un OS all'interno di una struttura ospedaliera che si occupa di più reparti contemporaneamente. Certo. E questo succede al Moscati, ma succede a Grottaglie, succede anche a Castellaneta. Abbiamo denunciato alcune settimane fa anche questa criticità a Castellaneta, dove è stato addirittura ampliato il turno interdivisionale. Quindi se prima ma che impatto ha questa situazione sul personale sanitario, ma soprattutto credo anche sulla sicurezza dei pazienti? Esatto, il personale sanitario ormai sicuramente non ce la fa più. Non riesce più a reggere i turni, perché non si può pretendere veramente di continuare a gestire una sanità o con le prestazioni aggiuntive oppure con gli straordinari. Bisogna investire, è necessario fare un piano straordinario delle assunzioni, quindi è inevitabile che le ripercussioni negative sono sia per quanto riguarda il personale che ormai è sovraccarico, ma anche determina anche una non sicurezza, una potenziale non sicurezza delle cure, quindi ripercussioni sulla cittadinanza. Certo, e quindi anche sulla questione delle liste d'attesa, immagino. Esatto. Che risposta vi aspettate dal direttore generale dell'ASL? Perché avete scritto per lui praticamente. Esatto, noi abbiamo scritto al direttore generale dell'ASL consapevoli del fatto che non è l'unica persona che ha potere decisionale, ma ovviamente facciamo un appello anche alla Regione, inevitabilmente. Noi quello che chiediamo, noi ci aspettiamo prima di tutto un incontro mirato a iniziare a costruire un percorso. Certo. E non continuare a distruggere quella che è la nostra sanità. Noi stiamo parlando del San Cataldo, stiamo parlando delle strutture del DM77, ma come facciamo a tenere in piedi queste strutture se le strutture attualmente presenti sono sono messe in ginocchio allo stato attuale? Ma però c'è un tema anche, no? Il fatto che i concorsi vadano deserti, che comunque non ci siano né medici, forse infermieri e OS allora, ce ne sono. Sì, questo sicuramente per il discorso della dirigenza è vero, però per il discorso del comparto, quindi infermieri, tecnici di radiologia, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità, cioè ci sono a volte pratiche bloccate anche di
aspettative, proprio perché non magari sui terapisti della neuropsicomotricità apriamo un altro capitolo un altro giorno, perché ogni volta che si comincia un percorso per un bambino autistico la cosa che viene detta è che non ci sono, quindi magari su questo apriamo un altro percorso. Va benissimo. Ci sarà quindi, un tavolo, cioè se dal tavolo aziendale non dovessero arrivare garanzie su immediati rinnovi o sulla riorganizzazione dei turni, che cosa avete intenzione di fare? Noi andiamo avanti e noi denunciamo comunque al Presidente della Regione, perché questa è una situazione veramente insostenibile. Ripeto, non possono essere sempre i lavoratori a pagare le conseguenze con turni massacranti, ripeto, prestazioni aggiuntive straordinari. Anche il lavoratore ha il diritto al rispetto di quella che è la propria vita personale, certo. E così come non possono pagare le conseguenze i cittadini. Non ci dimentichiamo quelle che sono le criticità già che vive Taranto. Io la devo ringraziare perché è finito il nostro tempo. Ringrazio Cristina Fama, segretaria provinciale della funzione pubblica della città della CGIL. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. E noi adesso ci fermiamo per un po' di sana musica. Insomma, domenica a mezzogiorno in punto, dice Giselle in questa new hit. E allora, ieri a Palazzo di Città, cambiamo completamente argomento ragazzi, perché ora parliamo di mitilicoltura, è stato presentato il nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro dedicati agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico, promuovendo interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Noi abbiamo mandato la nostra Federica Pompamea, che ha intervistato Francesco Paolicelli, assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, che ha spiegato bene questo bando. Intanto che ci siano più aziende del settore ittico che facciano anche trasformazione, questa è una delle mission del bando, che ci sia un rifacimento all'interno delle stesse flotte, anche per rendere più confortevole l'ambiente di lavoro per gli stessi lavoratori della pesca, che è un lavoro difficile, e quindi è necessario anche intervenire in questo, e in più continuare a promuovere quella che è un'eccellenza della nostra agricoltura, pesca, perché si dimenticano spesso che l'assessorato all'agricoltura ha anche la pesca, e siamo tra le regioni che abbiamo comuni costieri maggiori, abbiamo più costa, e per questo dobbiamo incentivare maggiormente. Ringrazio l'amministrazione comunale di Taranto e l'assessore Arramo per aver organizzato un incontro direttamente con gli operatori, con le associazioni di categoria, per dare ancora ulteriore promozione ai bandi che stiamo pubblicando del FEAMPA. Inoltre diamo un'ulteriore notizia importante, che ad ore, tra qualche ora, al massimo domani, verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in 2 bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante. E insomma è una iniziativa importante a sostegno di pescatori e di mitilicoltori, che insomma noi produciamo una materia prima ottima, ma in effetti non c'è una trasformazione di esse, quindi non ci può essere poi un DOP o comunque una destagionalizzazione. Invece questo progetto potrebbe aiutare a destagionalizzare. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo avremo ospite Don Antonio Panico, restate con noi. E questa era Shakira con Dai Dai. Ormai Shakira è la voce dei mondiali di calcio, praticamente, da Waka Waka, Dai Dai, è insomma una più
Non dico niente. Allora andiamo avanti e cambiamo argomento, torniamo seri, perché parliamo di una ferita aperta, che è l'avvertenza ex Ilva di Taranto. Sono passati 14 anni dal sequestro degli impianti del 2012, un momento che sembrava dover tracciare una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, e in 14 anni abbiamo visto susseguirsi decreti legge, passaggi di proprietà, amministrazioni straordinarie, promesse di riconversione verde, un contenzioso occupazionale costante, eppure si continua a vivere al centro del dilemma. Lo abbiamo visto ieri con i dati presentati dall'ASL tra salute, lavoro ed economia. Per analizzare il costo umano e sociale di questo stallo, soprattutto per la città, abbiamo in collegamento con noi Don Antonio Panico, che è un sociologo, docente universitario e profondo conoscitore, possiamo dire, del tessuto urbano e sociale tarantino. Buongiorno Antonio, Don Antonio, benvenuto. Ciao Valentina, buongiorno e anche un saluto a tutti i tele e radio ascoltatori. Don Antonio, chi vive quotidianamente, tu vivi quotidianamente questa città sia in parrocchia che nelle università, ma anche studiando la città. Qual è l'impatto più profondo che in 14 anni di incertezze ha lasciato l'avvertenza Ilva sui cittadini? Io credo che la testimonianza più seria del disagio che viviamo sia l'emorragia del numero di abitanti che sta continuando ad affliggere la nostra città. Siamo poco più di 180.000, eravamo 246.000 solo nell'86, quindi parliamo di 40 anni fa, abbiamo perso più di 60.000 abitanti. Questa realtà la dice lunga, no? Sul fatto che, lo vediamo soprattutto col mondo giovanile, sia poco appetibile restare nel nostro territorio perché i problemi non si risolvono. Questo è il dato tristissimo. Adesso che cominciavamo a sperare in qualcosa di nuovo e di bello, un po' di tutto quello che sta accadendo in città, i cantieri che possono anche darci delle difficoltà, oggettivamente tutti le stiamo vivendo, però sono la testimonianza di una vitalità, una voglia di andare avanti. Di una voglia di andare avanti, ecco, arriva questa notizia che però era nell'aria, no? Potevamo aspettarcela. Come dicevi prima, uno dei problemi è proprio la fuga dei ragazzi, ma adesso anche la fuga delle famiglie, perché ci sono molti genitori che raggiungono figli nelle città in cui hanno deciso di vivere. Tante persone non vogliono neanche pensare di tornare a Taranto. Come si ricostruisce la fiducia in una generazione che è cresciuta con la retorica, la possiamo chiamare così, la retorica dell'incertezza e della riconversione, che poi non è mai avvenuta? Esiste ancora uno spazio per sperare di cambiare le cose? Perché in tanti ho sentito, noi parliamo sempre, ci piangiamo addosso, poi escono i dati dell'ASL sulla mortalità infantile, poi di nuovo un'altra crisi, poi si passa di gestione in gestione, poi cassa integrazione. Come si fa a cambiare retorica e come si fa a dare una spinta? È veramente difficile. Quello che noi ci stiamo dicendo sempre, no, è che dobbiamo cambiare anche la narrazione sulla città. Ma come si fa? Oggettivamente noi ci proviamo, no? Allora adesso posso raccontarti questa esperienza. Abbiamo avuto il convegno nazionale dei sociologi la settimana scorsa a Pontignano, vicino Siena. È una vecchia certuosa di proprietà dell'Università di Siena, e lì ci incontriamo annualmente. Noi abbiamo presentato con la collega Sibilla di politica sociale un paper che parlava di Taranto, città che vuole rialzarsi. L'occasione era quella dei giochi del Mediterraneo. Le domande dei colleghi erano tutte ma la questione Ilva, tutte, la questione Ilva si è risolta? Come pensate che si potrà con il solo turismo riuscire, no, ad andare avanti e ricollocare le persone nel caso in cui l'Ilva chiudesse? Ora, questa è una cosa che ci accompagna da sempre. Noi proviamo a dare un'idea, e cioè che la gente non si rassegna. Certo, molti lo sono, molti sono rassegnati, però io vedo anche
delle potenzialità che in effetti avrebbero bisogno di una spinta istituzionale. Credo che i giochi siano in qualche modo in linea con questa idea, ma non basta, perché ci vorrebbe qualcos'altro, no? Pensare realmente, cosa che non è stata fatta dalle istituzioni. Eppure tutti quei anni. Fondi del JTF potevano servire a creare alternative lavorative. Esatto. Noi abbiamo perso troppo tempo. Lì ci sono delle colpe, credo, abbastanza serie da parte sempre del mondo, sì, non è addebitabile ad una sola realtà, no? Però la lentezza con la quale abbiamo pensato di sfruttare queste risorse la dice lunga su come forse idee chiare, no? Su quello che vorremmo della nostra città in futuro non ce le abbiamo. Qualche cosa viene in mente un po' a tutti, cioè la blue economy, la possibilità di sfruttare meglio la cantieristica, però insomma dobbiamo cominciare da qualche parte, no? E chiaramente non bastano i giochi del Mediterraneo, non sono la panacea, sono appena 15 giorni di vetrina, neanche tanto clamorosa come potrebbero essere le Olimpiadi sì, un po' più piccola o altro, decisamente più piccolo, però è un'occasione, ma non basta naturalmente, bisogna pensare alla quotidianità. Tu dicevi una cosa interessante, no, a proposito dell'incertezza, ecco, io parlo della quotidianità dell'incertezza a Taranto. Ci stiamo abituando a questa incertezza e quindi come facciamo a programmare il futuro, no? Anche con i nostri studenti, ragazzi, cosa diciamo? Questo è un problema serio, no? Però io dico, non perdiamo la speranza, qualcosa c'è. Adesso mi auguro che realmente ci sia un decreto, mi permetto di dire, salva Taranto finalmente, non soltanto salva Ilva. Che ci aiuti a vedere un futuro diverso, un po' meno grigio, ecco. E con questa speranza ci salutiamo, Don. Ringraziamo Don Antonio Panico per questo sguardo lucido e mai banale su Taranto. Grazie Don Antonio Panico. Ciao, buona giornata a tutti. E adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ed eccoci tornati a Buongiorno Taranto, siete su Radio Cittadella sui 96.5, Taranto TV sul canale 94 e poi ci potete seguire in streaming sui nostri social, andate sui nostri social così Simone è contento, il nostro social media manager. Allora ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Acclavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessore alla pubblica istruzione. Buongiorno. Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti. Allora riprende questo servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo. Sì, infatti da settembre la biblioteca Acclavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in 2 precedenti edizioni. La lettura diventa così uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la biblioteca Acclavio e la casa circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle mura della struttura della biblioteca Acclavio e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non attendiamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere. Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io. Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche la discussione culturale all'interno di un luogo di pena non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa
veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti e di inclusione e di speranza. Ma c'è quindi solo una domanda, Assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere? Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè. Sì, i cittadini di Taranto che hanno acquistato un libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza, raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà appunto in gruppi di lettura nelle sezioni femminile e maschile, quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gollino e Eugenia Croce della Biblioteca Clavio, che veramente già da 2 edizioni svolgono queste attività con impegno. Fanno veramente un gran lavoro. Sì. Bene, grazie Assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso ci avvisi, che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori. Grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci teniamo aggiornati, grazie. E questo appuntamento con Buongiorno Taranto è terminato, purtroppo. Se volevate rimanere con noi non si può, ma potete rimanere con Cittadella, la radio e Taranto TV, perché la nostra informazione continua per tutta la giornata e soprattutto col telegiornale delle 14. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339 680 6868. Io ringrazio Piero Caffio, che oggi è stato in regia con noi, e vi saluto e vi do appuntamento domani. È venerdì domani.